Buon pomeriggio da Agostino di Fanner Reporter e benvenuti al centro sportivo Sport City in Roma per il match tra San Paolo Ostiense e Sport City Soccer Academy. Si affrontano i classe 2008-2009 per un pomeriggio all'insegna del divertimento. Tra le temperature estive, qui a Roma si avvicina l'estate, ma i ragazzi puntano ancora a divertirsi per mettere minuti nelle gambe e prepararsi alla prossima stagione al meglio. Ma intanto è fondamentale fare questo tipo di amichevoli per provare qualcosa sia sul piano tattico che sul piano del divertimento, come abbiamo detto all'inizio. Ostiense che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra in maglia rossa, mentre Sport City Soccer Academy con la tradizionale maglietta bianca e pantaloncini blu scuro attaccherà da destra verso sinistra. Tutto pronto per questa amichevole. Inizia, primo pallone giocato dalla squadra di casa. Il numero 29 serve all'indietro il suo compagno di reparto, ma recupera palla lo Sport City Soccer Academy. Prova a passare, ma la recupera la San Paolo Ostiense, che prova a imbastire la prima azione offensiva con il numero 47, ma perde palla quest'ultimo e la regala allo Sport City Soccer Academy. È un 3 contro 3. Alza questo campanile. Prova a stopparla con il sinistro il giocatore in maglia bianca, ma intanto il gioco è interrotto perché ha perso una scarpa e dunque si ricomincia con il possesso affidato al San Paolo Ostiense. Prova a manovrare questo pallone la squadra in maglia rossa. Palla in avanti nella terra di nessuno, recupera la difesa in un primo momento, poi regala la sfera al numero 32 della San Paolo Ostiense, che gioca questa palla in orizzontale, lo stop è così e così, recupera lo Sport City Soccer Academy. Perde anche il centrocampista il possesso e la regala alla San Paolo Ostiense, che adesso va a un 2 contro 1. È defilato, può mettere il cross, lo fa. La girata tra le braccia dell'estremo difensore dello Sport City Soccer Academy, che alza lo sguardo e gioca dal basso.
colpisce l'avversario e rimessa laterale in zona difensiva. Dovrà in qualche modo uscire da lì la squadra ospite in maglia bianca. Questa rimessa laterale direttamente sul corpo del numero 24 della San Paolo Ostiense, ma la recupera la squadra in maglia bianca e guadagna la rimessa laterale dalla sua metà campo. Sfera in avanti sulla verticale, prova a servire il centroavanti il suo compagno, perde però inevitabilmente la sfera e la recupera la San Paolo Ostiense con il numero 28 che prova il dribbling a mettersi in proprio. Non una bella scelta perché perde questo pallone e la recupera alla Sport City Soccer Academy. Avanza la squadra di casa sull'out di sinistra, prova a mettere il cross, poi il numero 2 della San Paolo Ostiense ha provato la girata, ma sfera che si è alzata di molto dalla porta difesa dall'estremo difensore della Sport City Soccer Academy. Prova a giocarla da dietro, poi sulla verticale, capisce tutto il difensore della San Paolo Ostiense che la restituisce al portiere della Sport City Soccer Academy. Poi il numero 29 vai con il dribbling, prova a mettere questo cross basso il giocatore in maglia rossa, non passa però la sfera perché ha liberato bene la propria area il difensore della Sport City. Prova ad avanzare il numero 2 della San Paolo, bravissimo in fase di disimpegno il centrocampista dello Sport City. Prova a manovrare con calma la San Paolo, recupera però bene l'attaccante in un primo momento, poi attento il difensore a recuperare questa sfera e a servire il numero 29 che prova ad avanzare, l'appoggio all'attaccante, può provare anche la sponda, pulisce quella zona pericolosa il difensore in maglia bianca e prova a rincorrere la sfera il centroavanti, il giocatore più avanzato della Sport City Soccer Academy, ma rimessa già battuta dalla San Paolo Ostiense. Il numero 16 avanza, se la sposta con il sinistro e poi va per vie centrali sulla verticale. Il numero 47 poi ha provato a triangolare con il suo compagno sull'out di destra, nulla da fare. La Sport City guadagna questo possesso, troppo lunga, il difensore però non si fida e mette in out. Rimessa laterale dalla metà campo della San Paolo Ostiense per la Sport City Soccer Academy. Poi interviene il numero 36, favorisce il suo compagno che va con questo dribbling un po' rischioso e poi sulla verticale per il numero 47 attaccato alle spalle. Non è fallo secondo il direttore di gara. Poi spazza la sfera il difensore della San Paolo Ostiense, prova a metterci il piede dopo questo batti e ribatti con il difensore della Sport City Soccer Academy. Decide questa volta l'estremo difensore della San Paolo Ostiense di andare lungo, non fidandosi di giocare da dietro. Poi l'estremo difensore si prende qualche rischio dello Sport City Soccer Academy. E rimessa laterale per la squadra ospite. Palla in avanti, esce il difensore con la testa, poi prova a rimetterla dalle parti dell'area di rigore della San Paolo Ostiense, ma scappa il numero 29 con questa azione personale. Più veloce di lui il terzino della Sport City Soccer Academy, che toglie ogni pensiero al giocatore in maglia rossa di poter impensierire l'estremo difensore della Sport City Soccer Academy. Aveva preso gamba e fiducia con il doppio dribbling.
Recupera la Sport City Soccer Academy. Pallone che può essere buono per il suo compagno, il numero 36. Non la stoppa nemmeno e la mette in out, concedendo solo la rimessa laterale. Questa volta per la Sport City Soccer Academy da zona offensiva. Recupera la San Paolo Ostiense. È un 3 contro 3. Prova a ricompattarsi la difesa della squadra in maglia bianca. Rimessa laterale, battuta. Prova a trovare uno spazio il numero 2, poi la riconquista il 28 della San Paolo Ostiense. Va a questo tiro cross, colpisce il piede del suo compagno, il numero 32. Preferisce la rimessa laterale. Può andare al cross e un tiro cross controllato dall'estremo difensore della Sport City Soccer Academy con lo sguardo. Nulla di fatto e si ricomincia con la rimessa dal fondo. Già battuta. Prova a manovrare sotto la nostra postazione la difesa della Sport City Soccer Academy. Pallone troppo lungo e rimessa laterale battuta dalla San Paolo Ostiense. Il numero 29 prova ad andarsene, se la sposta con la suola, poi va per vie centrali. Può andare anche al tiro da quella posizione. Sempre il difensore della Sport City Soccer Academy capisce tutto e mette in calcio d'angolo, anzi è rimessa laterale. Con le mani direttamente in area di rigore si gira il numero 2 della San Paolo Ostiense. Non trova lo spazio perché viene ingabbiato dalla difesa dello Sport City Soccer Academy, che guadagna anche la rimessa laterale dalla propria metà campo. Stoppa con il petto il difensore, poi prova a passare il pallone al suo compagno. Sfera che rimbalza sul corpo di un giocatore in maglia rossa. Rimessa laterale già battuta, che non ha portato effetti e azioni offensive per la Sport City, che è costretta a giocare di nuovo da dietro per imbastire un'azione pericolosa. Ma la San Paolo è brava a recuperare palla e alzare spesso il pressing sui portatori di palla, come ha fatto nella precedente occasione, e non lo fa qui. Decide di posizionarsi adesso con le consuete marcature. Sempre sullo stesso out, sotto la nostra postazione. Sull'out di destra si gioca. Sfera che termina in rimessa laterale, questa volta per la San Paolo Ostiense, che guadagna metri. Con la testa un difensore, poi rinvio un po' sbilenco da parte di un giocatore con la maglia bianca. Parliamo del difensore dello Sport City Soccer Academy, e gioco fermo perché la sfera è terminata oltre il centro sportivo Sport City, che regala sempre questi pomeriggi di calcio per i ragazzi con un'unica finalità, il divertimento. Poi il numero 32 della San Paolo Ostiense ha provato a controllare, ma di fatto ha regalato il pallone ai giocatori in maglia bianca, che ripartono. Prova l'1-2 con il compagno, il centrocampista non gli riesce, e sfera ancora una volta regalata alla San Paolo Ostiense. In questi primi minuti possiamo dire che la San Paolo Ostiense ha il pallino del gioco e va spesso in pressing, limitando le giocate alla Sport City Soccer Academy, che dall'altra attende nella sua metà campo e quando può esce con questi passaggi lunghi, sfruttando anche la velocità dei suoi attaccanti lì davanti. Adesso si mette in proprio il centrocampista, se la sposta con la suola, poi ce l'ha sul destro, può anche andare al tiro, non lo fa. Decide di fare l'ultimo
L'ultimo dribbling per vedere meglio la porta. Non una bella idea, ma è rimessa laterale. In aria, colpisce con il braccio, poi con il destro. Sfiora il palo della porta difesa dall'estremo difensore della San Paolo Ostiense. Prima chance per la Sport City Soccer Academy. Adesso alza il pressing anche la squadra in maglia bianca, recupera la sfera. Pressing efficace. La recupera la San Paolo Ostiense che prova a spingersi in avanti col numero 28. L'opposizione regolare con il corpo da parte del giocatore della Sport City Soccer Academy. Ma riparte il numero 47 in maglia rossa, va in area di rigore, prova qualche spazio. Lo trova e va alla conclusione, alta di pochi centimetri dalla porta, difesa dall'estremo difensore della Sport City Soccer Academy. Grande azione individuale del giocatore della San Paolo Ostiense che si è messo in proprio. Nessun compagno era all'interno dell'area di rigore della Sport City Soccer Academy. Infatti è stato anche sfortunato perché la palla si è abbassata in ritardo. Rimessa laterale per la squadra in maglia bianca, già battuta. Ottimo intervento del difensore della San Paolo. Recupera lo Sport City. Passaggio non riuscito, non si comprendono i due. Un po' di confusione, una serie di contrasti e poi sfera nella terra del nulla. Passaggio quasi alla cieca a cercare il numero 64 per il centrocampista della San Paolo Ostiense. Avanza sempre la squadra di casa, adesso con la Suola. Prova a liberarsi di tre avversari. E di spalle ha provato uno scarico, ma non ha visto nessun compagno di squadra. Rimessa laterale, già battuta dalla squadra in maglia bianca. Perde questo pallone. Poi l'ultimo tocco è del giocatore della San Paolo Ostiense e riparte la Sport City Soccer Academy. Passaggio sbagliato anche da parte del giocatore della San Paolo Ostiense. Grande numero del giocatore in maglia bianca che scambia con il suo compagno, ingabbiato da tre avversari. Ripartenza per la San Paolo, interrotta dalla difesa dello Sport City Soccer Academy, che sta disputando una buona partita in fase difensiva. Ora avanza il numero 32, poi in orizzontale per il suo compagno, scambia il numero 28 con il 29, grande triangolazione, può andare anche al cross, lo prova, trova però l'opposizione della difesa della Sport City Soccer Academy, che riparte in tre ad attaccare alla meglio con questo contrasto. Può servire il suo compagno alzando un campanile, poi con il destro alza troppo la sfera. Altra chance gettata al vento per la Sport City Soccer Academy, ma arrivano gli applausi per questa azione ben manovrata. Esce il portiere con le mani. Prova a ripartire la Sport City Soccer Academy. Ma sfera che termina in rimessa laterale. Una serie di contrasti. Poi alla meglio il giocatore in maglia rossa che guadagna questa rimessa laterale. Partita che ha visto un abbassamento di ritmi da parte delle due squadre, che adesso sostanzialmente cercano di studiarsi per provare un affondo, il decisivo magari per passare in vantaggio.
e aprire una partita fin qui tanto bloccata sotto il punto di vista tattico. Prova a uscire dal traffico, il numero 56 ci riesce, ma ci deve mettere la manona l'estremo difensore della Sport City Soccer Academy. Calcio d'angolo, il primo della partita, prova con una volée, non inquadra però lo specchio della porta il giocatore della San Paolo Ostiense, non è finita. Arriva al limite, può anche calciare, serve il numero 64 e poi il palo clamoroso da parte del giocatore della San Paolo Ostiense. Prima grandissima chance per la San Paolo Ostiense per passare in vantaggio. Non si fida il difensore della Sport City Soccer Academy e mette in avanti, non cercando però l'aiuto di nessun compagno, e deve ripartire adesso con la rimessa laterale. Recupera palla la San Paolo Ostiense con il numero 28 che va in percussione, però è defilato. Può solo mettere un cross, prova a liberarsi con il dribbling, al limite il numero 64 e palla che si spegne di poco dalla porta dello Sport City Soccer Academy. Grande tiro con il piatto da parte del numero 64 della San Paolo Ostiense, che adesso va dalla bandierina con questo cross ben messo al centro. Poi ci ha messo il piede il giocatore in maglia rossa, ma non ha inquadrato la porta per poco, anche grazie all'opposizione del difensore in maglia bianca. Ma intanto finisce il primo tempo qui allo Sport City centro sportivo. Scusami se mi permetto, credo che sia tuo. Sì, sì.
Sta per iniziare il secondo tempo qui al centro sportivo Sport City. Il secondo tempo, ricordiamo che sono stati decisi 3 tempi da 20 minuti e adesso lo Sport City Soccer Academy attaccherà da sinistra verso destra. Di conseguenza la San Paolo Ostiense da destra verso sinistra. Possesso palla per i ragazzi in maglia bianca. Alza il pressing la San Paolo Ostiense, non è efficace in un primo momento perché il numero 28 poi la recupera. Caparbio però l'attaccante della Sport City Soccer Academy, che può solo rallentare questa avanzata della San Paolo Ostiense, che imbastisce dalla destra
l'azione offensiva e guadagna la rimessa laterale. Battuta direttamente in aria, colpisce con la testa il difensore, la rimette di nuovo in aria, esce con i pugni l'estremo difensore della Sport City Soccer Academy. Stoppa con il petto il numero 59 della San Paolo Ostiense, ma nulla di fatto. Si ricomincia con il possesso da dietro della squadra in maglia bianca. Si complica però la vita qui il centrocampista, non agganciando bene la sfera. Poi il tiro dalla distanza da parte del numero 36 della San Paolo Ostiense, che ha provato a sorprendere il portiere. Adesso palla in avanti per la squadra in maglia bianca, che prova a guadagnare metri e ottiene la rimessa laterale già battuta. Guadagna spazio, capisce tutto però il difensore della San Paolo Ostiense, che nel rimpallo guadagna anche la rimessa laterale. Prova ad andare dal numero 47. Un rimpallo favorisce il 28, che va al tiro, si oppone l'estremo difensore della Sport City Soccer Academy, ma insiste la San Paolo Ostiense con il numero 36 che favorisce il passaggio e poi il tiro del numero 28, ma colpisce il corpo di un difensore della Sport City Soccer Academy ed è soltanto calcio d'angolo. Indicazioni da parte del mister della Sport City Soccer Academy, che chiama le marcature. Nessun giocatore della San Paolo Ostiense in aria, è uno schema, va basso, poi prova con la testa dall'altro lato sul secondo palo. Ha provato la conclusione l'86 lontano dalla porta della Sport City Soccer Academy, che perde questo pallone, ma il direttore di gara dice che la palla è uscita e dunque rimessa laterale per la Sport City Soccer Academy. Non si liberano giocatori in maglia bianca e dunque possesso per la San Paolo Ostiense, che guadagna anche la rimessa laterale. Aggancio così e così del numero 47, favorisce il colpo di testa del difensore, poi ribatte sempre con la testa il giocatore della Sport City Soccer Academy. Il coach della squadra in maglia bianca chiama al pressing, poi questo cross pericoloso per la San Paolo Ostiense. Il 47 ha provato a trafiggere il portiere della Sport City Soccer Academy, nulla da fare, si è opposto in modo monumentale il difensore in maglia bianca e ha messo in fallo laterale. Insiste però la squadra in maglia rossa, un po' di confusione. Alla meglio il numero 36 che carica questo destro, viene fermato, poi ci prova da lontanissimo il numero 38, che adesso ci mette il piede e interrompe la ripartenza della Sport City Soccer Academy. Rimessa laterale per la squadra in maglia rossa. Vede dall'altro lato con un filtrante il numero 86 in maglia rossa della San Paolo Ostiense, ma la sfera è troppo forte e ancora rimessa laterale per la Sport City Soccer Academy. Vede il suo compagno lungolinea, non aggancia la sfera. Fa altrettanto il numero 24 della San Paolo Ostiense. Adesso prova a uscire la squadra di casa. Questo cross basso e teso non favorisce però il tiro sotto porta del numero 24 della San Paolo Ostiense. È tutto solo in area di rigore e riparte
la Sport City Soccer Academy con il solito schema. Palla lunga per l'attaccante che adesso va in pressing, efficace perché costringe con un po' di fretta a calciare nel nulla. Però fortunatamente l'estremo difensore della San Paolo trova il numero 24 che prova a convergere verso il centro e con 3 compagni davanti a sé ha provato a sorprendere invece l'estremo difensore della Sport City Soccer Academy, che ha visto in anticipo il tiro partire e dunque ha controllato solo con lo sguardo. Cristian, ce l'hai dietro, Cristian, te lo sei perso, Cristian. Questo cross al centro, si gira il numero 59 della San Paolo Ostiense, ma trova l'opposizione dell'estremo difensore dello Sport City Soccer Academy. Ancora possesso palla per la squadra in maglia rossa. Questo cross murato dalla difesa, poi tiro dal limite della San Paolo Ostiense. Ci ha provato anche il numero 47 dopo la ribattuta. Riparte la Sport City Soccer Academy con il capitano che prova a imbucare il centravanti. Prova a uscire dal traffico, capisce tutto però il giocatore in maglia rossa che favorisce la ripartenza del 36 della San Paolo Ostiense, chiusa da un difensore in maglia bianca che guadagna anche la rimessa laterale. Dicevamo un atteggiamento ottimo da parte della Sport City Soccer Academy che controlla ogni azione offensiva della San Paolo Ostiense. Infatti, come nel primo tempo, mantiene la San Paolo lontana dalla propria porta, costringendola a calciare da distanze siderali, come in questo caso. E adesso il coach della San Paolo Ostiense opta per 2 cambi per aumentare l'apporto offensivo dei suoi ragazzi. Riparte con questa palla in avanti il difensore della Sport City Soccer Academy, con le mani a cercare il suo centravanti che si libera con il corpo, però non trova il pallone. Insiste la difesa della Sport City Soccer Academy che prova a uscire da questo pressing asfissiante della San Paolo Ostiense. E poi il numero 32 della squadra di casa mette in out e regala la rimessa laterale alla Sport City Soccer Academy. Gioco interrotto. Ricomincia da dietro la squadra in maglia bianca. Poi smista il centravanti sull'out di sinistra, si allunga un po' troppo la sfera. Termina in out, rimessa laterale per la San Paolo Ostiense. Buono il posizionamento del difensore dello Sport City Soccer Academy. Prova a metterla giù,
non ci riesce. Serve dietro il suo compagno, poi con il tacco il giocatore della Sport City Soccer Academy ha provato a tenere la sfera sul rettangolo di gioco senza troppa fortuna, perché poi il pallone è terminato sul fondo. E adesso la San Paolo Ostiense prova a spingersi in avanti, lo fa bene il numero 86 che sfiora il palo della porta della Sport City Soccer Academy. Prima grande chance in questo secondo tempo. Avanza il difensore sulla verticale, bella la sponda del centravanti, cercava un passaggio di ritorno. Ora prova a scattare alle spalle del difensore, un 3 contro 1, grande chance per la Sport City Soccer Academy. Capisce tutto il numero 59 in fase di ripiego e mette in calcio d'angolo. Salgono le torri, 3 giocatori in maglia bianca in area di rigore, adesso sono 4, al limite solamente uno, marcato a distanza dal numero 59, sul secondo palo, poi con il corpo, con il ginocchio, libera l'area la San Paolo Ostiense, e poi con il destro il giocatore della Sport City Soccer Academy non ha trovato però la porta. Palla in avanti della Sport City Soccer Academy, capisce tutto il difensore della San Paolo Ostiense. Con la testa il giocatore della Sport City Soccer Academy può anche andare al tiro, intervento monumentale da parte del difensore della San Paolo Ostiense, che adesso subisce un po' troppo le offensive della squadra in maglia bianca, che esce molto bene dalla sua metà campo. Grande lavoro da parte del centravanti della Sport City Soccer Academy, che lavora su tutto il fronte d'attacco, inseguendo palloni, cercando sponde e azioni personali quando può. Avanza il numero 32 della San Paolo Ostiense. Pallone che non passa. E ancora possesso però per i ragazzi in maglia rossa. Numero 32 va al cross, non aggancia la sfera il numero 64 e termina docile tra le braccia dell'estremo difensore della Sport City Soccer Academy, che aveva capito tutto e aveva chiamato tutto il pacchetto arretrato a chiudere lo specchio della porta. Può andare anche al tiro, va con il sinistro e la San Paolo Ostiense trova il vantaggio al centro sportivo Sport City. Grande gol dal limite dell'area, portiere che non può nulla. 1-0. Alza il pressing la San Paolo Ostiense, esce di forza il difensore della Sport City Soccer Academy, palla in verticale, intercetta la difesa della San Paolo Ostiense, avanza il numero 32, può anche calciare da lì. Ottimo intervento del difensore della Sport City Soccer Academy, ma è ancora possesso per la squadra di casa. Sfera che termina però tra le braccia dell'estremo difensore. Dopo questo tiro cross avanza la San Paolo Ostiense con la punta, sfera che si termina alta, dalla porta della Sport City Soccer Academy.
intercetta la difesa della San Paolo Ostiense. Palla rischiosa, alza il pressing la Sport City Soccer Academy. Rimessa laterale per la San Paolo Ostiense, in area di rigore ci mette la mano l'estremo difensore che mette in calcio d'angolo. Grande parata del portiere della Sport City Soccer Academy. Calcio d'angolo sul secondo palo all'altezza del dischetto. Esce però la Sport City Soccer Academy e adesso il difensore pulisce definitivamente l'area concedendo la rimessa laterale già battuta. Prova il controllo con la testa il numero 24, favorisce il suo compagno e il 36 prende la mira e scarica questo tiro. Recupera palla la San Paolo Ostiense e prova a imbastire quest'altra offensiva dopo essere passato in vantaggio. Al limite il numero 36, chiuso dall'intervento del difensore. Prova a ripartire la Sport City Soccer Academy. Il centravanti però non è aiutato dai suoi compagni. E dunque il laterale concede solo la rimessa laterale alla San Paolo Ostiense. Con le mani l'estremo difensore della Sport City Soccer Academy. Poi prova ad alzare il baricentro la squadra in maglia bianca, mettendo pressione sul portiere. Riparte la Sport City Soccer Academy. Ingabbiato però il centrocampista, perde palla. Avanza la squadra in maglia rossa. Duello tra il numero 32 e il laterale della Sport City Soccer Academy. Palla in out. E con le mani da zona difensiva il centrale in maglia bianca cerca e non trova però nessun compagno libero, tutti marcati. Poi con la testa alza il campanile il numero 38 della San Paolo Ostiense. Cross basso che si spegne però sul fondo. Riparte la Sport City Soccer Academy. Palla regalata, messa in rimessa laterale. E dunque da zona offensiva la San Paolo Ostiense può provare a impensierire l'estremo difensore come ha fatto adesso. Con le mani il laterale della Sport City Soccer Academy. Colpisce però il corpo del giocatore della San Paolo Ostiense che adesso attacca con il numero 64. Cambia lato. Poi mette al centro con la testa, ma favorisce solo la presa dell'estremo difensore della Sport City Soccer Academy che va a lungo, non trova nessun compagno. C'è l'opposizione del centrocampista in maglia rossa. Solo rimessa laterale. Interviene il difensore della San Paolo Ostiense. Appoggia per il numero 32 che poi va dal suo compagno per vie centrali. Trova l'imbucata per il suo compagno che di prima mette al lato. Gioca dal basso la Sport City Soccer Academy.
Passaggio errato. Non ne approfitta però il giocatore della San Paolo Ostiense e prova ad uscire. Sali Gri, sali Gri, dai Gri. La squadra in maglia bianca regala palla e poi va al pressing solitario l'attaccante. Palla in avanti, restituita al 59 della San Paolo Ostiense, che va con questo passaggio troppo lungo per il suo compagno di squadra e termina anche il secondo tempo.
Gioco fermo per un intervento falloso all'indirizzo del centroavanti della Sport City Soccer Academy. Primi minuti di questo terzo tempo che ha visto la squadra in maglia bianca con un altro atteggiamento più offensivo in pressing, ma San Paolo Ostiense che controlla bene e adesso si spinge in avanti con il numero 47 a tu per tu con l'estremo difensore. Grande parata del portiere della Sport City Soccer Academy. Rimessa laterale battuta male dal giocatore in maglia rossa, che mette tra le braccia dell'estremo difensore, autore di una grande parata. Al limite il giocatore della San Paolo Ostiense è defilato, va lo stesso al cross, non aggancia il numero 86 con il sinistro e concede la rimessa laterale da zona però difensiva per la Sport City Soccer Academy. Perde questo pallone, poi rimbalza sul corpo del giocatore in maglia bianca. Va la San Paolo Ostiense, può anche calciare, trova il 2-0 dal limite con un gran destro il giocatore della San Paolo Ostiense. Ha avuto tutto lo spazio per calciare e trovare il gol del raddoppio il giocatore della San Paolo Ostiense. Manovra sempre la squadra in maglia rossa dalla sinistra, perde questo pallone, poi ci mette il piede il numero 29 e prova ad avanzare, favorisce la corsa del suo compagno, si oppone con il corpo l'estremo difensore e poi il difensore pulisce definitivamente l'area concedendo il calcio d'angolo. Va con il sinistro, chiama la palla, l'estremo difensore va alla presa, poi sfera in avanti, controlla però la difesa della San Paolo Ostiense. Troppo corto il suo passaggio in area di rigore, tutto solo, non viene servito il centroavanti. Rimessa laterale per la Sport City Soccer Academy. Sbaglia questo passaggio il giocatore in maglia bianca. Rimessa laterale San Paolo Ostiense per vie laterali. Prova a uscire la Sport City Soccer Academy. Calcio di punizione, però c'è stato un fallo per il giocatore della Sport City Soccer Academy. Può andare in aria con questo spiovente, lo fa, sfiora il palo coperto dall'estremo difensore della San Paolo Ostiense. Riparte la squadra in maglia rossa, Caparbio, qui il centrocampista a recuperare la sfera che se la allunga un po' troppo il laterale in maglia rossa, favorendo la presa dell'estremo difensore della Sport City Soccer Academy. Riparte la squadra ospite con questo giro palla, palla in avanti sulla verticale, capisce il numero 28 della San Paolo Ostiense, favorendo questa offensiva partita dal numero 29. Gioco che rallenta, rimessa laterale per la Sport City Soccer Academy. Palla in avanti, addomestica con il destro, poi il numero 28 con questo passaggio un po' lento ci mette il piede il difensore della San Paolo Ostiense. Sulla sinistra può andare anche al cross, lo fa, però è basso, è murato dal difensore della Sport City Soccer Academy. Insiste la San Paolo Ostiense.
rallenta, poi accelera il numero 29, entra in area di rigore, supera anche il portiere, ha tutto lo specchio della porta davanti a sé e mette in porta. Grande gol da parte del giocatore della San Paolo Ostiense. Va il numero 28 al limite, se la sposta sul sinistro, fa tutto con il destro, poi appoggia al suo compagno dalla sinistra, la parata dell'estremo difensore che poi si stampa sul palo. Rimessa laterale. Può anche calciare, ce l'ha sul destro, prova una prima volta, poi supera il difensore e palo gol. Questa volta è tutto buono. Gran gol da parte del giocatore della San Paolo Ostiense, che si è liberato di un difensore, poi ha calciato lasciando immobile il portiere, ha colpito il palo e poi palla che è terminata definitivamente in porta. Avanza il giocatore in maglia bianca, non esce però bene dal traffico, recupera la sfera il numero 28 della San Paolo Ostiense, che insiste, l'autore dell'ultimo gol, mette questo cross sul secondo palo con il petto, poi va col sinistro, capisce tutto il difensore della Sport City Soccer Academy e poi arriva questa conclusione dalla lunghissima distanza che non inquadra la porta e non impensierisce l'estremo difensore della Sport City Soccer Academy, che riparte, cerca un dribbling il laterale, ottiene solo la rimessa laterale. Sulla stessa corsia prova a far viaggiare il suo compagno, che lo fa bene, però si allunga un po' troppo la sfera e favorisce il recupero del numero 28 della San Paolo Ostiense. Il suo lancio però termina tra i piedi del giocatore della Sport City Soccer Academy. Però intanto c'è stato un fallo irregolare, calcio di punizione già battuta. Controlla il numero 2, ce l'ha sul destro, può anche calciare da lì. Lo fa e trova il calcio d'angolo perché c'è stata l'opposizione del difensore della Sport City Soccer Academy. Calcio d'angolo per la San Paolo Ostiense. Sul primo palo colpisce il suo compagno e dunque rimessa dal fondo. 3 cambi per la San Paolo Ostiense, che fa, per il mister, che fa rifiatare i suoi giocatori, dà spazio ad altri ragazzi pronti a giocarsi le loro chance in questi minuti del terzo tempo, gli ultimi 20 minuti. Palla centrale per la Sport City Soccer Academy, un po' rischiosa, ma esce bene dal pressing della San Paolo Ostiense, che la recupera in un primo momento, libera l'aria il difensore, ce l'ha ancora il numero 32 della San Paolo Ostiense, che prova a trovare qualche spazio. Va con il dribbling, il giocatore in maglia bianca esce molto bene dalla pressione e favorisce questa ripartenza. È un 3 contro 2, mette la sfera sulla verticale, il laterale della Sport City Soccer Academy, deviata però questa sfera è solo rimessa dall'out di destra. Si alza un po' troppo questo pallone. È presa sicura dell'estremo difensore della San Paolo Ostiense, che non ha problemi e gioca dal basso per il suo compagno. Sbaglia tutto il numero 32 della San Paolo Ostiense, prova a sorprendere l'estremo difensore dopo l'errore difensivo del giocatore in maglia bianca.
Riparte la Sport City Soccer Academy. Questo pallone troppo corto, infatti rimessa laterale per la San Paolo Ostiense, già battuta dalla sinistra. Questo cross basso per il numero 32, intervento miracoloso del difensore che si oppone con la schiena, ma non è ancora finita, ancora possesso per la squadra di casa. Il numero 59 trova uno spazio, poi serve il compagno che da terra trova un gran gol. Grande combinazione tra i due giocatori della San Paolo Ostiense. Deve trovare uno scossone adesso la Sport City Soccer Academy, che manovra da dietro, va sulla verticale, non trova il centroavanti, il giocatore più avanzato di tutti. Lottano due giocatori della San Paolo Ostiense e due della Sport City Soccer Academy. Rimessa laterale per la squadra di casa. Però tra le braccia dell'estremo difensore della Sport City Soccer Academy, che riparte, perde questa sfera, il numero 64 va dal 32, perde il contrasto, ma la recupera il 2 della San Paolo Ostiense, che può andare anche al cross. Bravissimo il difensore della Sport City Soccer Academy, che esce anche bene da questa pressione, poi perde palla da una posizione sanguinosa, fortuna per lui, sfera che termina sul fondo e dunque si riparte con la rimessa dal fondo affidata all'estremo difensore della Sport City Soccer Academy, che gioca dal basso. Sempre per vie laterali, intercetta in un primo momento l'attaccante, poi va con il dribbling il giocatore in maglia bianca sulla stessa linea. Trova però il numero 38 della San Paolo Ostiense, che prova ad imbastire questa azione offensiva. Lottano i due giocatori, poi alla meglio il difensore della Sport City Soccer Academy, però dopo questo errore e il recupero da parte del giocatore della San Paolo Ostiense, arriva il gol della squadra in maglia rossa. Bravissimo l'attaccante a superare anche il portiere, a depositare la sfera a porta completamente spalancata. Dunque altro gol per la San Paolo Ostiense, che adesso è ancora in avanti con il numero 32. È defilato, lotta con il suo avversario, solo rimessa laterale. Arriva il cross, intercetta il difensore che pulisce l'area, però nella terra di nessuno questa sfera. Il numero 38 della San Paolo Ostiense, provato a mettere un cross da una posizione un po' troppo arretrata. Prova a uscire la squadra ospite, recupera ancora palla però la San Paolo Ostiense. Va in avanti la Sport City Soccer Academy, sono in 3, 2 in area di rigore. Fa tutto da solo però il giocatore della Sport City Soccer Academy, che si allunga la sfera, non serve nessun compagno all'interno dell'area della San Paolo Ostiense e altra chance sprecata. Adesso buona opposizione da parte del centravanti, un po' troppo isolato quest'oggi anche nei momenti di pressing. Adesso ci prova il suo compagno, ma esce bene il laterale della San Paolo Ostiense, non passa questo pallone, la recupera con forza e volontà il giocatore in maglia bianca, poi ci mette il piede
interrompendo l'azione il giocatore della San Paolo Ostiense. Squadra di casa che la recupera. Questo filtrante 1-2 con il 32 da parte dell'86 che fa il movimento in aria, non viene servito, solo rimessa laterale. Tra le braccia del portiere. Questo cross che non ha trovato nessun compagno per la San Paolo Ostiense. Prova a imbastire questa azione, però fa tutto da solo il giocatore in maglia bianca. Riparte la San Paolo Ostiense. Non proprio una ripartenza, perché il pallone viene scaraventato in rimessa laterale. Recupera la sfera il numero 59 della San Paolo Ostiense. Passaggio errato. Prova a ripartire la squadra ospite. Poi alza la sfera. Il giocatore in maglia rossa. Riparte però la Sport City Soccer Academy. Lotta con due maglie rosse. Alla meglio il numero 32 che con questo filtrante non trova il suo compagno. Buono il passaggio. Trova il suo compagno più avanzato, che adesso chiama palla, la riceve, può smistare a destra. Azione rallentata perché si ricompatta la difesa della San Paolo Ostiense. Però è ancora in avanti con questo cross. E il colpo di testa da parte dell'attaccante della Sport City Soccer Academy. Gran gol, grande intesa tra i due giocatori. Palla in avanti. Sfera scaraventata adesso dal numero 64 della San Paolo Ostiense. Direttamente in area di rigore, trova il 59. Un po' di difficoltà. Esce la Sport City, galvanizzata da questo gol, splendido gol dell'attaccante di testa che ha trovato lo spazio e con il giusto tempismo messo alle spalle dell'estremo difensore della San Paolo Ostiense. Prova a spingersi in avanti la San Paolo Ostiense. Recupera la sfera il giocatore in maglia bianca che riparte con velocità. Ritorna sui suoi passi il numero 32 della San Paolo Ostiense. Possesso Sport City Soccer Academy. Stessa azione di prima che ha portato al gol. Questa volta non crossa, fa tutto da solo e trova il gran gol, il laterale della Sport City Soccer Academy, che non è andato al centro, è andato in percussione, ha fatto una buona giocata e poi ha trafitto il portiere. E dunque finisce qui al centro sportivo Sport City Soccer Academy con quest'ultima rete della squadra in maglia bianca. Giornata e pomeriggio di grande sport tra San Paolo Ostiense e Sport City Soccer Academy. È tutto dal centro sportivo Sport City.